Oh no? Oh, dimmi. Ascoltami, ma secondo te perché prima le famiglie erano numerose e si facevano tanti figli e invece oggi no, non è più così? Ascolta, ai miei tempi avere una famiglia numerosa perché la famiglia si accontentava di quello che avevano a casa, si andava a lavorare, a chi aveva la vigna, a chi era pastore e la moglie a casa andava con i figlietti piccoli a lavorare alla campagna, portavano le patate, le zucchine, i fagioli e tante le cipolle, i pomodori. I pomodori si facevano a casa, mica tu andavi a comprare una scatola di pomodoro, no? Si faceva a casa e si faceva il pane e si faceva la pagnotta, la pasta, si faceva tutto a casa e poi si mangiava quello che la mamma faceva, era uguale per tutti. Invece oggi, al contrario, una famiglia, anche se sono due che lavorano, i figli pretendono troppo dai genitori e i genitori li accontentano per ogni minima fesseria. Se vogliono per esempio un paio di scarpe che costa 50 euro, non li guarda la mamma, sì, 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 figlia mia. Poi l'indomani vedono un amichetto, la trova un cappottino di marca. Oh mamma, Tizio, c'è il cappotto, io lo voglio. Sì, sì, figlio mio, te lo compro, te lo compro. E soltanto 50 euro. Ascolta, babbo, anche poi ci sono tutte le macchine a casa e c'è quella per fare il caffè, mentre che noi lo facevamo a casa. Noi il caffè lo compravamo e facevamo il fuoco e lo facevamo nella caffettiera sul fuoco. Invece adesso c'è la macchinetta per cucinare la carne, noi usavamo lo spiedo, mentre adesso no, adesso non hanno tempo perché devono andare, perché devono guardare la televisione, c'è il cellulare da guardare tante cose che ci sono. Adesso invece c'è il fornetto, un pezzo di carne, lo metti dentro il fornetto, mezz'ora è cotta. E poi se ti arriva un'amica, questo è il bello, se ti arriva un'amica, lo vuoi il tè? No, no, grazie. Vuoi un'altra cosa, un succo, vuoi una birra? Finché arriva proprio quello, ah, pure lo vuoi gelato? Lo vuoi questo tipo, vuoi quell'altro? Finché la contenta l'amica, ai miei tempi no. Ai miei tempi, quando arrivava un'amica, se c'era a casa il caffè, si siede a comare che le faccio il caffè. Le faceva il caffè, rotazione del caffè, grazie. Ecco, il caffè bollito ed era buono e faceva bene. Noi andavamo in campagna, ritrovavamo di notte con un cesto di patate a spalle e poi si cenava una bella polentata a casa per tutti uguali. Invece adesso, ah, mamma, me lo dai 10 lire, 10 euro che il mio amico gli ha invitato al caffè che è il compleanno e andiamo al bar con la mamma per il borsello e le dà le 10 euro. Poi figlia mi rientra presto, ha voglia di rientrare alle 10, rientra lì domani mattina, capito? È quello lo sbaglio di adesso, è per quello figli non si fanno, che non si possono allevare i figli, che lo stipendio di due genitori non bastano per due figli. Questo è lo sbaglio che fanno. Va bene, grazie per questa tua testimonianza. Grazie, prego.